Allora, un consuntivo su questo evento che ha visto Agrigento oggi al centro del mondo vitivinicolo? Abbiamo avuto sicuramente degli ottimi risultati per quanto riguarda le presenze, mi riferisco ai wine lovers, agli appassionati di vino, c'è stata una bellissima partecipazione per quanto riguarda le aziende, abbiamo raggiunto più delle 80 aziende presenti. Oltre al discorso quantità noi siamo molto attenti anche alla qualità, devo dire che anche sotto questo aspetto l'utenza è stata di un certo livello. Abbiamo avuto una buona rappresentanza anche dei giornalisti, di addetti ai lavori, gente molto appassionata. Abbiamo avuto un primo momento iniziale dedicato a un interessantissimo convegno su quello che è il vino siciliano rappresentato e raccontato tramite i territori e le guide, a cui hanno risposto molti presidenti di DOC, di consorzi e di Strada del Vino. Abbiamo continuato con le masterclass sold out da qualche giorno. Ripeto, secondo me Agrigento, la Sicilia esce con un buon risultato da questo incontro di oggi. Intanto volevo ringraziare l'AIS Sicilia perché ha dato questa possibilità proprio alla nostra delegazione Agrigento di organizzarla proprio qui, questa manifestazione che ha carattere regionale, quindi grazie appunto al Presidente anche Francesco Baldacchino per questa possibilità. Consuntivo, manifestazione che è stata ovviamente seguita da molti appassionati con addirittura 70-80 cantine di diverse provenienze del territorio siciliano, molti ospiti, con addirittura 6 masterclass di diverse tipologie, con i bianchi i siciliani, con internazionali. L'ultima concludiamo proprio con il Marsala, che è la parte diciamo, più interessante per quanto riguarda la viticoltura siciliana. Abbiamo avuto diversi banchi d'assaggio, molto è stato la presenza massiccia delle persone, proprio perché si vede che su un territorio dove c'è questa diciamo, fame di conoscenza proprio sul quadro vitivinicolo della provincia agrigentina. Noi ci teniamo moltissimo a portare avanti questo evento. Ci siamo secondo me riusciti perché sto vedendo che c'è ancora tuttora molta gente, anche se siamo ormai nelle battute finali, però abbiamo ancora tuttora una grossa presenza di persone all'interno delle palacongressi. Questo ovviamente ci fa molto piacere e la nostra delegazione, vorrei anche un po' dire quello che abbiamo preventivato anche per la nostra delegazione di Agrigento, che attualmente ci sono 3 corsi aperti, uno a Menvi, uno ad Agrigento proprio di terzo livello, ne partirà subito adesso il 24 di gennaio un altro sempre ad Agrigento per un primo livello. Questo ovviamente dà modo di poter sviluppare quello che è appunto la parte anche della delegazione, dove vogliamo formare quelli che sono sia appassionati ma anche professionisti del settore vitivinicolo e far crescere appunto il vino nel nostro territorio e la conoscenza del vino su questa provincia. Altra cosa che vorrei mettere in evidenza è che in cantiere ovviamente abbiamo sempre l'edizione, la 9ª quest'anno di Sicilia in Bolle, con già un'anteprima sulle date che sono quelle del 24, 25 e 26 giugno, dove ovviamente è diventato un po' l'evento di punta della nostra delegazione, che ci permette proprio di farci notare sul territorio che ovviamente questo è un po' il quadro della situazione su questi eventi diciamo, della delegazione di Agrigento. Ovviamente poi ci saranno anche degli eventi che faremo in maniera un po' più tecnica proprio per gli appassionati o per gli sommelier della provincia, e questo ovviamente saranno man mano programmate nel corso dell'anno in modo da poter coinvolgere quanto più appassionati possibile, ma anche sommelier, professionisti e appassionati del vino. Ci sono circa 100 aziende a rappresentare proprio i vini di Sicilia, è un evento importantissimo, ben organizzato, ben frequentato, le prospettive sono ottime, questo è sempre quel progetto generale di cultura che noi stiamo portando avanti per Agrigento. Gli esercenti hanno ripreso a lavorare, gli alberghi sono pieni, penso che questo è il primo incontro, però già parlando con gli organizzatori, già per l'anno prossimo parleremo di un evento ancora molto più importante, cercando anche di coinvolgere imprese e ditte fuori dalla Sicilia. Abbiamo avuto la presenza di almeno una 80ina di cantine, tutte siciliane. Per la prima volta questa guida, che è importantissima, la guida vite dei vini siciliani,
si è svolta qua ad Agrigento al Palacongressi ed è una manifestazione importantissima. Per quanto riguarda i corsi siamo apertissimi, noi abbiamo in atto un secondo livello a Menvi, un terzo livello ad Agrigento e giorno 24 faremo l'Open Day per 2 corsi di primo livello qua ad Agrigento, uno alle 16 da Inzolia e uno alle 20 all'Hotel Tre Torri. C'è grande richiesta, il vino tira che è una meraviglia e in Sicilia possiamo dire che si fa vino veramente di alta qualità. Ecco, una battuta sul vino nostro agrigentino, cosa si caratterizza maggiormente? Allora, il vino nostro agrigentino, diciamo che la produzione importante, noi abbiamo l'areale migliore per quanto riguarda il Nero d'Avola. In provincia di Agrigento abbiamo un Nero d'Avola che è fantastico, sono 3 gli areali A, B, C, ma il nostro rispetto a quello del palermitano e del siracusano è sinceramente più importante. E poi la Sicilia è terra di vini bianchi, abbiamo dei grillo di altura importantissimi, non ci facciamo disdegnare niente completamente, siamo ormai ad altissimi livelli. La provincia di Agrigento veramente con le zone di Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata ha veramente delle bellissime realtà. Diciamo che è un'iniziativa abbastanza positiva, intanto è la prima volta che un evento del genere viene fatto su Agrigento. Agrigento, come ricordiamo, è un territorio ad alta vocazione vitivinicola, quindi diciamo che si merita questo evento e le persone stanno rispondendo alla grande. Ecco, una battuta sulla vostra azienda, sulla Tenute Cuffaro, come si caratterizza la vostra produzione? La nostra produzione si caratterizza intanto a fare un vino biologico e per quanto riguarda il biologico siamo anche aiutati dall'ecosistema dove noi produciamo, essendo alto, ventilato, poche nebbie, quindi diciamo sarebbe un grave errore non sfruttare questa ricchezza che la natura ci propone. Un'azienda di famiglia e lavoriamo su vitigni autoctoni, Catarratto, Inzolia e Nero d'Avola. A breve usciremo anche con i 2 spumanti. Carranco è una realtà giovane, nasce nel 2018 dall'incontro tra Borgogno, quindi la Langa del Barolo, e Tornatore, quindi l'Etna che si incontra insieme al Piemonte. Abbiamo questa tenuta, in totale sono 7 ettari vitati, 18 poi come tenuta stessa. Siamo a Castione di Sicilia, in frazione Verzella, contrada Carranco, e principalmente coltiviamo Carricante e Nerello Mascalese. Oggi qua abbiamo 3 referenze di Etna Rosso, il Villa dei Baroni, è lui, 2019, che fa fermentazione in cemento e affinamento in rovere, in botte grande di rovere francese. Abbiamo poi un cru che si chiama appunto Contrada Carranco, sempre 2019, è una singola vigna ad alberello, fermentazione in cemento, macerazione a cappello sommerso e un anno di affinamento in botte grande di rovere. Finiamo poi con lui, il nostro Contrada Carranco RV, nasce appunto sempre qua, Nerello Mascalese e un pochettino di cappuccio, fa una fermentazione in cemento di cui metà di raspapigiato e metà a grappolo intero e dopodiché 18 mesi di affinamento in botte. Ancora a quest'ora insomma c'è un bel via vai di gente, da stamattina si sono susseguiti diversi gruppi di persone, quindi sì, vuol dire che l'attenzione è alta insomma e il gruppo è solido. Lei ha vinto il premio Miglior Sommelier 2022, ecco, ce ne parla. È stata una bella sfida, ecco, un altro punto di partenza per ricominciare sempre e crescere di più, insomma, di rinnovata responsabilità verso quello che è il nostro mestiere di sommelier, quindi di raccontare queste storie e il lavoro dei viticoltori. Quanto è importante oggi fare il sommelier e se lo consiglia magari a chi si vuole iniziare all'assaggio dei vini? È importante perché diciamo, il ventaglio di opzioni che si aprono anche per i sommelier è sicuramente aumentato nel corso degli anni. Il sommelier non è più una funzione legata meramente alla mescita, ma anche proprio al racconto, alla diffusione, al coinvolgimento di tutta una cultura che sta attorno al vino, quindi del territorio, delle persone, dell'eredità che ci viene lasciata, insomma.
quindi sì, lo consiglio, per me è stato un modo per restare in Sicilia, un bel modo per restare in Sicilia, e devo dire che in qualche modo il vino è diventata una guida, no? Della vita. Allora, siamo qui praticamente, oggi c'è la nuova guida delle 4 viti, dentro la guida abbiamo presentato questi vini, la nostra linea Burria, che è del Nerello Mascalese, la Burria di Nero d'Avola, Burria di Rosa di Nerello Mascalese, l'Elios 830 metri e poi abbiamo il Burria Grillo. L'azienda è situata a San Luca di Sicilia, tra la provincia interna di Agrigento e Palermo. Abbiamo in tutto 65 ettari divisi in 2 terroir, 40 ettari a Contessentellina e 25 ettari a San Luca di Sicilia. Produciamo la maggior parte di vitigni autoctoni, dal Catarratto al Grillo, al Nerello Mascalese e al Nero d'Avola, e siamo biologici da 25 anni, infatti quest'anno abbiamo festeggiato i 25 anni di bio. L'azienda è stata fondata nel 1996 e oggi praticamente è gestita dai fratelli Klaus e Gunther. L'azienda è stata fondata, come dicevo prima, nel 1996 da Aurelio Di Giovanna, lui San Pucese, invece Barbara Di Giovanna tedesca di Düsseldorf. Noi quando ne parliamo di vini parliamo di terroir, che è molto importante. Parliamo, sì, è giusto parlare di vitigni, ma anche parlare di territorio. Oggi qua noi abbiamo il terroir di Contessentellina e il terroir di San Luca di Sicilia. Parlando di Grillo, presento il nostro Grillo 830 metri, Elios, che è dedicato al fondatore dell'azienda, Elio Di Giovanna, e siamo praticamente nel terroir di San Luca di Sicilia, 830 metri, 2 ettari, una produzione di bottiglie circa 5.000 bottiglie l'anno. Il pezzo più forte è questo? Sì, questa è la linea Elios, come dicevo poco fa, dedicata al fondatore Aurelio Di Giovanna, e facciamo sia l'Elios Grillo 830 metri che Elios Nero d'Avola. Noi lavoriamo esclusivamente con la valorizzazione del territorio, utilizziamo vitigni autoctoni e alloctoni, ma sempre nel rispetto chiaramente delle rese produttive, le basse rese produttive. Siamo un'azienda che ha investito tanto sul territorio, sulle wine experience, proponiamo ai nostri clienti formule diverse per far conoscere il territorio e investire soprattutto sulle risorse del territorio. Il vostro pezzo forte nella produzione qual è? Quest'anno presentiamo una riserva di Syrah estremamente interessante, siamo orgogliosi e soddisfatti dei risultati.